Buongiorno, siamo qui a Fagagna, sono il presidente delle Aquile Friulane Bertuzzi Leandro. La giornata si sta mettendo al bello, per fortuna. Siamo qui in compagnia del sindaco del comune di Colloredo di Montalbano, signor Luca Ovan, e della consigliera comunale Chiara Pecile. I percorsi sono 4, il più lungo di 30 chilometri, che è collinare con un bel dislivello di 300-350 metri, il secondo più lungo è da 21 chilometri, dirigerà verso il comune di Moruzzo e poi proseguirà per il comune di Colloredo di Montalbano, il secondo più lungo da 12 chilometri, collinare sempre, e il più breve di 7 chilometri che farà il periplo del castello di Fagagna. Io ringrazio dell'invito, ma oggi sarò accompagnatore e seguirò le mie zone di Colloredo di Montalbano, soprattutto della frazione di Caporiaco. Buongiorno a tutti, appunto come anticipato da Leandro io vi accompagnerò in giro per le strade di Fagagna e niente, auguro a tutti i corridori buona corsa. Eccoci, siamo a Chiesa Cocel, che è un'antica dimora risalente al 1600. Chiesa Cocel è una riproduzione della vita quotidiana e lavoro contadino friulano di un'epoca risalente dalla fine dell'Ottocento agli anni 50 del secolo scorso. Il nome Cocel è l'antica versione del cognome Chiarvesio e appunto Chiesa Cocel prende il nome dalla famiglia Chiarvesio di Fagagna che ci abitò. Il visitatore si trova di fronte a un complesso vivo con ambienti residenziali, l'aia, il granaio e i luoghi dove si eseguono tuttora le attività agricole di piccolo allevamento, trebbiatura, macina dei cereali e fucina del ferro. Ci sono dei locali adibiti a scuola, a biblioteca e all'antica pratica legata all'economia familiare dell'abbigliamento con l'attività del merletto e del tombolo. Le attività che si conducono nel complesso museale sono organizzate da un folto gruppo di volontari che sono promotori anche di diverse manifestazioni come la festa del nocino, la trebbiatura e la famosissima festa della zucca.
Eccoci qui al ristoro e siamo con un gruppo di marciatori Sì. che ci lasciano le loro impressioni sulla marcia fino ad ora. Prego Giusy. Guarda, abbiamo il percorso come sempre bellissimo, ben segnalato. Fagagna come sempre si ripropone ogni anno facendoci gustare, oltre alla fatica, anche le bellezze del luogo. Quindi quest'anno siamo ancora più numerosi, noi siamo un gruppo di Feletto, ci chiamiamo Gechi e non possiamo non essere presenti qua da voi perché come sempre ci trattate benissimo. Bravi, grazie mille allora ai Gechi e buona camminata. E vediamo ora anche alcuni piccoli atleti che ancora non camminano ma già volevano partecipare alla marcia di Fagagna. Com'è andata finora? Bene, divertente, un bel percorso, semplice, anche lui si è stancato dopo i primi chilometri però Fortunatamente c'è il papà che poi... Vero Gabri? No. Bello, un bel percorso. Bene, così i bambini possono anche stare all'aria aperta nella natura e allo stesso tempo magari anche vedere per voi vedere un posti. paesaggio che non avevamo ancora visto, anche se non abitiamo lontano. Bello. Grazie mille. A voi. Buongiorno, qui siamo alla frazione di Caporiacco, comune di Colore di Montalbano, e alle mie spalle vedete il castello di Caporiacco che ha appena ristrutturato l'esterno e stanno ristrutturando anche le parti interne. È nato nel 1219 ed ha avuto molte guerre, molti disastri, dal 1300 un'invasione, nel 1511 la rivolta dei contadini verso i borghesi e soprattutto dopo il 1976 che l'ha distrutto completamente. Abbiamo avuto sia come cittadini anche la fortuna di Sergio Gelmi di Caporiacco che assieme con contributi regionali l'ha voluto di nuovo portare allo splendore antico. Questa realtà verrà gestita gran parte da privati, ma avrà anche una convenzione con il comune dove verranno fatti dei musei e delle mostre contemporanee e di un certo livello storico. E noi siamo anche fortunati in questo comune perché assieme al castello di Caporiacco abbiamo anche il castello di Colloredo di Montalbano dove è vissuto e ha scritto gran parte delle confessioni di un italiano, Ippolito Nievo, e la torrata di Mels esattamente nella frazione di Mels. Un saluto dal gruppo sportivo delle Aquile Friulane. Archiviamo questa 37esima marcia per le colline di Fagagna, oltre 2500 persone sui percorsi. Con me ho il sindaco del comune di Colloredo di Montalbano, la rappresentante dell'amministrazione del comune di Fagagna, il rappresentante della provincia di Udine, il consigliere Nino Bruno. Passo la parola adesso al sindaco del comune di Colloredo di Montalbano per i saluti. È stata una mattinata veramente favolosa, ottimale, e ringrazio anche il comune di Fagagna che ha coinvolto anche il comune di Colloredo esattamente sia nella frazione di Lauzzana e di Caporiacco. Sono bellissime esperienze con molta gente e questa è la linea giusta per portare avanti il turismo, la cultura assieme allo sport. Grazie. A nome del comune di Fagagna ringrazio tutti per aver ripercorso queste bellissime strade nel nostro territorio. Per gli amanti della corsa vi ricordo che a Fagagna secondo fine settimana di giugno si tiene la 24 per un'ora, quindi tornate a visitare Fagagna. Grazie, innanzitutto un abbraccio forte a tutti i podisti che hanno partecipato a questa 37esima marcia internazionale. Leggendo il vostro opuscolo mi ha colpito una frase che la faccio ovviamente mia: non sarà una marcia ma uno spettacolo, e qui veramente lo spettacolo c'è stato.
Permettetemi soltanto una brevissima considerazione, cioè 37 anni non sono così arrivati per grazie divine o volontà della nazione, ma è il frutto di un lavoro che i vostri predecessori hanno svolto negli anni, che voi lo avete portato avanti e che ora godete di questa grande iniziativa. Un saluto anche a chi non c'è più tra la vostra associazione. Quindi grazie di nuovo, doppiamente contento perché anch'io oggi gioco, o meglio corro idealmente, e ripeto idealmente, in casa. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Luca della Montefaet Run di Artegna. Sono qui per invitarvi alla quarta corsa pignotte di domenica prossima, domenica 29 novembre. I percorsi che abbiamo preparato sono di 7-14 km. Ci addentreremo nel bosco del Montefaet e ritorneremo giù verso Artegna. La partenza sarà dalla zona campo sportivo, via Vicenza.